Ciao Pataini, sembra il mio compleanno. Ciao. Ciao. Io spero si senta l'audio, se no diventerò un po' matto. Allora qua. Ciao Patavini, sono da Spazio Autuori. Ho già il grembiule, è già iniziata la nostra serata. Questa sera vi porteremo una magia di questo spazio, appunto, che è un spazio per corsi di cucina. Ci saranno delle cene, degli eventi, delle lezioni guidate da Stefania. È un eco chef, questa sera ci porta nella sua cucina con scarti gourmet. Ha già spiegato tutto, stiamo già iniziando, seguiteci. Sono nelle vostre Con due mani. Andiamo. Benvenuti prima di tutto. Benvenute e benvenuti. Mi piace questo posto? Non mi potete dire di no. Benvenuti qui nella nostra casa, questo è Spazio Autuori. Autuori come il mio cognome, io sono Stefania. E stasera faremo qualcosa di particolare perché vi farò entrare nello specifico nella mia cucina gentile, dove tutti gli scatti saranno valorizzati da ricette gourmet. Quindi noi andremo a lavorare su tutto quello che abitualmente viene tolto e buttato nell'umido. Dici, ma mi fai mangiare tutte le scorze? No, perché vi farò vedere come possono essere nobilitati e valorizzati i torsoli di un'insalata, per esempio, oppure il gambo del finocchio o dei carciofi, per esempio. Faremo un menù completo, antipasto, primo, secondo e dolce. Quindi ci sarà anche chi si occuperà del dolce stasera. Ci divideremo in coppie eterogenee, naturalmente come volete voi, e adesso poi andremo a estrarre le vostre ricette. Quindi voi non sapete cosa fate, non lo saprete fino a quando non leggiamo che cosa farete. E anche quello che vi capiterà, perché vi può capitare qualsiasi cosa stasera. Magari a chi non piace fare il dolce ti capita proprio il dolce, no? Ma è giusto che sia così, perché dobbiamo proprio metterci in, come dire, metterci in gioco. In gioco. Bravo, metterci in gioco. Ecco, quindi io vi chiederei una cosa molto semplice. Chi deve lavorare, chi dovrà mettere le mani in pasta, chi dovrà toccare il cibo, ha bisogno che voi vi lavate le mani, lì c'è il bagno e poi qui avete i vostri grembiuli, ok? Tutti neri, tutti uguali, così non facciamo differenze, ok? Va bene? Prego. E poi venite qui da me. Ricordiamoci sempre che cucinare è anche un dono per se stessi e anche per gli altri. La cucina è proprio l'attenzione più importante che noi possiamo avere all'altro. Anche perché io dico sempre, noi possiamo avere qualsiasi tipo di rapporto con l'altro essere, però quando cuciniamo e lo facciamo mangiare siamo in un rapporto molto stretto, perché entriamo proprio nel suo corpo, nelle sue vene, e quindi bisogna fare molta attenzione. E in questa cucina l'attenzione ci sarà tutta, perché vedrete adesso, lavorando, che cosa succede. Allora, adesso noi andiamo a fare il sorteggio delle ricette. Non aprite ancora? Allora noi speriamo un dolce, loro sperano un primo. No, non è un dolce quello. Peccato. No, non nella parte... Il pesto cipollino. Che è? Allora, il pesto cipollino sarà il vostro pesto per gli spaghetti. Molto bene. Ok? E sarà fatto naturalmente con tutta questa parte qui. Ok? Molto bene, io non vedo l'ora, quindi il primo ce l'abbiamo noi anche se lo volevano loro. Cosa avete voi? C'ho il dolce e lo vedo. Non ce l'hai il dolce. Fiorino di patate. Perfetto. Dopo vi spiego tutte le ricette. Torta d'arancia. Giardiniera eco chic. Ecco, perfetto. Adesso cominciamo naturalmente a spiegare le ricette. Noi faremo una giardiniera eco chic. Dico eco chic perché giustamente me la tiro un po', no? Che sarà fatta, perdonami, con tutte queste cose. Quindi noi andremo a cambiare in maniera piccola una parte di quello che c'è qui, perché vedete sono il sedano, la parte esterna dei finocchi, abbiamo i torsoli del broccolo, abbiamo una carota che è rimasta in frigorifero, abbiamo una zucchina e abbiamo naturalmente i fondi dei cavoli, ok? Questo sarà tutto quanto tagliato piccolo, pezzetti, verrà cotto, verrà allessato nell'acqua, nel vino e nell'aceto
e poi sarà messo sott'olio e lo mangeremo stasera. Io sto assaggiando la giardiniera, nel frattempo si serve il primo. Agrodolce, con appunto le parti di scarto delle verdure, ottimo piatto, possono presentare in qualsiasi occasione. Parte verde del cipollotto che noi andremo a tritare con delle mandorle, ci metteremo del parmigiano grattugiato, del pecorino, secondo voi dovete anche esprimere una parte, no? Un vostro sentimento rispetto alla ricetta, non c'è problema, possiamo anche cambiare qualcosa, e poi viene fatto questo pesto e facciamo degli spaghetti. Che vuoi dire? Mangiamo. C'è poco da dire, è buona, è delicata, è piaciuta a tutti. Stanno mangiando, non possono rispondere. Ma non possono dire di no. Non possono dire, ci battiamo le No, gambe. non si può dire di no. No, è buona vera. Allora, Valentina, che è in coppia con me, giustamente è venuta a chiedere: ma tu vuoi fare qualcosa per questa ricetta? Allora, adesso, oltre allo spicchio d'aglio che ho preparato, Valentina, vieni con me, il pecorino, perché noi stiamo facendo il pesto cipollino che ci servirà per gli spaghetti che al nostro primo. Hai indicazioni su come lo tagliare? Potete anche usare le... Bello! Questo lo farà chi finisce prima la ricetta di tutti, ok? Questo è un patè di gambi di carciofo dove verranno puliti i gambi, tagliati a pezzetti, messi dentro la pentola, fatti cuocere e poi dopo andremo a mixarli, ok? Insieme poi a dell'olivetta giaschera, a dei capperi e andremo a mettere su dei crostini come antipasto. Fumatissimo patè di carciofi che ha fatto il nostro Alessandro. Assaggia. Buonissimo. La terrina si chiama terrina proprio perché ha la forma di una terrina. Io farò un corso proprio sulle terrine francesi, perché in Francia c'è proprio questa abitudine di fare proprio le terrine di foie gras, le terrine di pesce, di qualsiasi cosa. Noi stasera faremo una terrina di verdure con delle patate, non viola perché non le ho trovate, ma faremo con le patate rosse, ok? E insieme ai, adesso è il periodo, gli asparagi verdi. E anche qui vi faccio vedere una cosa: non ho preso gli asparagi di prima scelta, no? Visto che noi dobbiamo usarli in maniera diversa, andremo a usare tutta la parte che abitualmente un po' meno legnosa di sotto, e faremo questi due strati in maniera tale che noi possiamo fare questa terrina che poi mangeremo al cucchiaio. La torta all'arancia è un'altra cosa bellissima che si farà con l'arancia intera, cioè noi useremo tutta l'arancia, buccia, vedo, tutto quello che c'è di spicchi di arancia, tutto verrà frullata, si aggiungerà del latte, si aggiungeranno altre cose che ho messo qui dentro e poi andremo in forno. Stasera la mangiamo. Però vi ho preparato anche dei biscotti insieme che voi farete voi. Qua c'è sempre qualche sorpresa inaspettata. Sì, no, ma tu guarda una cosa, guarda qua. Il fiore. E questa, essendo un'arancia diciamo non trattata, c'è il fiore proprio sopra, guardate che bello. Brindisi. Salute. A questa serata allora Grazie. Che dobbiamo fare? assaggiare. No, dobbiamo tagliare. Degustiamo. Degustiamo. Facciamo come gli sposi, vieni Vai. qua. Ma con questo. Così, guarda, come gli sposi. Che bello. Per fortuna c'è Valentina con me. Lui sbuccia l'arancia e si mette qui. Dopo 2 giorni diventa così. Dopo che è diventata così, io frullo e diventa così. E qui voglio far sentire questo profumo Bellissimo. meraviglioso. Io voglio un risotto con questo. Mamma, senti qua. Benissimo, sentite. Quindi è, non potete. è importante farle queste Sentiamo. cose. Se si hanno le arance buone, è normale, se grazie. quelle non trattate non si possono usare. Queste si possono fare con tutti gli agrumi. Qui andiamo a usarle in una crema, le andiamo a usare in un pesce, in una carne, in qualsiasi cosa che ci piace. Stefania ha un'idea. Io questa me la posso mettere un po' sopra la pasta, vero? Sì. Ho ispirato tutti.
E sei alto, Nicolò. Sono qui con Stefania. Ti ringrazio, bella serata. Grazie a voi. Penso che tutti possano confermarlo e niente, a presto. Prestissimo. A prestissimo, tante cose. Ciao. Ciao Davini! Bellissimo. Ma Davini, volevo presentarvi mia mamma, ciao. Ciao. Andiamo magari col dolce. Dopo il dolce continuiamo a ballare. Siamo all'antipasta.